Colpo grosso del Pomezia sul campo della Vigor per Conti, i rossoblu riescono a vincere per 1-0 grazie al gol di Achille Forti alla mezz'ora. Parte meglio la Vigor che nei primi 10 minuti mette a referto ben 3 occasioni, la prima su punizione di Salvatori e poi 2 di Belardelli e Calcabrini che tuttavia non sbloccano il punteggio nelle battute iniziali del match. Al nono arriva la prima grande occasione del Pomezia con Fusser che ha la possibilità di sbloccare subito il punteggio con un pallonetto, ma il tentativo termina alto. Dopo un quarto d'ora arrivano 2 importanti occasioni per la Vigor, la prima con Salvatori che si fa ipnotizzare da Coppiello e la seconda con Costantino che realizza una rete in evidente offside che viene dunque annullata, risultato che rimane sullo 0-0. In sequenza ci sono poi 3 importanti occasioni, la prima del Pomezia da calcio di punizione e le altre 2 della Vigor per Conti con Civitan e Salvatori. Il primo, dopo essere entrato in area, colpisce l'esterno della rete, la seconda su punizione. Alla mezz'ora si sblocca il parziale con Ciapetti che batte un calcio di punizione e mette in mezzo con Forti. Grandissima l'incornata da parte dell'attaccante del Pomezia che riesce a realizzare dunque la rete dell'1-0. A margine della prima frazione di gioco Civitan ha una grandissima occasione, bellissimo tiro che però viene parato ancora da uno straordinario Coppiello. La Vigor per Conti nella seconda frazione di gioco cerca di spingere alla ricerca di un disperato pareggio con 2 discese dalla fascia sinistra e una punizione di Civitan che viene deviata al centro dell'area, ma in tutti e 3 i casi non riescono ad andare in gol. Poco dopo Caperna ha un'importante occasione da gol, ma il portiere avversario Umbro è molto attento. Nel finale l'ennesima punizione di Civitan e un tiro totalmente fuori misura di Anconitano non ristabiliscono la parità. La sfida al Vigor Center termina dunque con il risultato di 1-0 in favore del Pomezia.